Di nuovo buongiorno da Telefriuli. In Friuli Venezia Giulia i contagi che 4 settimane fa crescevano del 60% ora sono in diminuzione quasi del 20%. Ci vorrà ancora del tempo però perché questo abbia effetto sugli ospedali dove l'occupazione dei posti letto Covid resta sempre sopra la soglia critica. Scende sotto 1 l'RT ma il Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa. 4 settimane fa i contagi in Friuli Venezia Giulia erano aumentati di quasi il 60% rispetto ai 7 giorni precedenti. Questa settimana risultano in riduzione del 19%. Si cominciano a misurare gli effetti delle misure restrittive messe in atto nella nostra regione, dove peraltro l'RT è tornato nuovamente sotto 1. È passato in 7 giorni da 1,23 a 0,98. È quanto emerge dalla bozza del report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Il Friuli Venezia Giulia, tuttavia, resterà in lockdown come tutto il resto d'Italia per le festività pasquali, certamente fino al 6 aprile. L'incidenza per 100.000 abitanti risulta ancora molto elevata, tra il 17 e il 30 marzo è di 798 casi, ben al di sopra della soglia dei 250 che sancisce il passaggio o la permanenza in zona rossa. Dalla bozza del report emerge che il numero di casi sintomatici notificati per mese è passato da 12.954 della scorsa settimana a 14.484 dell'attuale. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati è scesa leggermente da 16 a 14,8. Il numero di contagi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni è passato dal più 2% al meno 19,3%. Le settimane precedenti l'aumento era stato rispettivamente del 37, del 38 e del 57%. Resta ancora molto forte la pressione sugli ospedali della regione, con l'occupazione dei posti letto Covid stabilmente sopra la soglia critica. Una lievissima flessione si registra nelle terapie intensive, passate da 47 a 46%. Aumentano i pazienti contagiati accolti nelle aree mediche, passati dal 49 al 53%. Il numero di focolai attivi è aumentato da 1.656 a 1.683. I nuovi focolai sono passati da 669 a 681. E sui nuovi dati del report abbiamo sentito il vicepresidente della regione Riccardi che questa mattina era a San Vito al Tagliamento per l'apertura del nuovo centro vaccinale. Oggi la bozza dell'Istituto Superiore di Sanità dice che l'RT in Friuli Venezia Giulia è sceso dall'1,23 allo 0,98, una buona notizia. Sì, sicuramente è una buona notizia, l'andamento del contagio lo stavamo vedendo, è evidente però che rispetto alle decisioni che ha assunto il governo questo è uno degli elementi ai quali si inserisce anche questo meccanismo dei 250 positivi per settimana su 100.000 abitanti, che è un parametro sicuramente importante perché è oggettivo, però non è omogeneo, quindi il problema è che il valore potrebbe essere il valore dell'RT insieme naturalmente a tutti gli altri aspetti che vanno guardati con grande prudenza, è condizionato dal numero di tamponi che si fanno. Quindi noi questo problema al governo l'abbiamo posto, noi non siamo per ridurre il numero di tamponi che noi stiamo facendo, però siamo perché tutti facciano un'attività di sorveglianza e di screening importante, cosa che invece avviene in maniera diversa tra le regioni, e questo ha inevitabilmente una ricaduta sulle misure restrittive. Questo non è un comportamento omogeneo che un paese dovrebbe garantire a tutti i propri cittadini, soprattutto coloro che hanno attività economica, e limitando anche le misure in maniera diversa di tutte le persone. Tuttavia c'è un aumento delle persone ricoverate, anche se quelle in terapia intensiva sono un po' di meno. Questa situazione per quanto si potrà protrarre? Insomma, noi sappiamo che l'andamento del contagio, la domanda ospedaliera è l'ultima che ne ha la conseguenza, quindi calando il contagio, riducendosi la capacità di infezione, dovremmo assistere anche ad un calo della domanda ospedaliera che dovrebbe arrivare tra alcuni giorni. Naturalmente sono tutte valutazioni preventive sulle quali bisogna osservare poi i dati reali.
la domanda ospedaliera è alta, sicuramente ci preoccupa e quindi speriamo che sia coerente con l'andamento della curva. Secondo i dati di Fondazione Gimbe, il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni italiane dove il calo dei contagi è più netto. Per quanto riguarda le vaccinazioni, la regione è quarta per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo, 6,5%. Gli ultra ottantenni che hanno assunto prima e seconda dose sono il 33,7%. Assieme a Marche e Molise, il Friuli Venezia Giulia è la regione dove si attesta la maggiore diminuzione dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente. La conferma arriva anche dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, che attesta un calo del 21,4%. Nella nostra regione, nella settimana dal 24 al 30 marzo, migliora anche l'indicatore dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 1.274. A livello nazionale si registra una diminuzione media dei nuovi casi di quasi il 6%, aumentano invece i decessi e peggiorano anche gli indicatori ospedalieri. L'occupazione dei posti letto Covid risulta per Gimbe in Friuli Venezia Giulia al 46% in terapia intensiva, nel resto del paese ci sono punte di oltre il 60% e al 53% nelle aree mediche. Quanto all'andamento della campagna vaccinale, la percentuale di popolazione che nella nostra regione ha completato il ciclo è del 6,5 contro la media nazionale del 5,3. Siamo quarti dopo Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte e Molise. Siamo ottavi invece per over 80 che hanno assunto prima e seconda dose, il 33,7% contro la media italiana del 27,4%. Il Friuli Venezia Giulia è 13ª regione italiana per popolazione tra 70 e 79 anni che ha completato il ciclo vaccinale, l'1,7% rispetto alla media italiana dell'1,8%. Nessun dato ancora disponibile, segnala la Fondazione Gimbe, per quanto riguarda le persone fragili. Eppure, commenta il presidente Cartabellotta, solo una rapida e massiccia immunizzazione di anziani e persone vulnerabili permetterà di riaprire in sicurezza il paese. Non ce l'ha fatta Carlo Domenico Leo, morto all'ospedale di Udine dopo essere caduto da un'impalcatura dall'altezza di 4 metri mentre stava eseguendo dei lavori nella sua abitazione a Pordenone. Originario di Santa Lucia di Budoia, aveva 67 anni, era un ex dirigente della Electrolux impegnato nel sindacato. La notizia della morte ieri sera. L'uomo era stato soccorso immediatamente, ma purtroppo erano state troppo gravi le ferite. Sono cominciati questa mattina i controlli delle forze dell'ordine all'ingresso di Lignano per gestire gli arrivi dei vacanzieri per il lungo weekend di Pasqua. Il monitoraggio degli spostamenti su strada, coordinato dalla Questura di Udine, vedrà impegnato personale della Polizia Locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e in particolare i controlli saranno finalizzati a gestire l'arrivo di turisti dall'Austria e in vista delle festività pasquali saranno intensificati i controlli a Piancavallo, dove sono attese molte persone nelle seconde case. Per il weekend di Pasqua saranno intensificati i controlli a Piancavallo. Nella località avianese in molti hanno la seconda casa e potranno raggiungerla, ma la sorveglianza su eventuali assembramenti sarà ferrea. Insomma, vietato fare i furbi. A ricordarlo anche l'amministrazione comunale. I controlli sicuramente ci saranno. I nostri concittadini proprietari della seconda casa, ma anche i proprietari che non sono avianesi, ovviamente ne sono tantissimi, fino ad oggi hanno tutto sommato rispettato quelle che sono le direttive e le normative Covid. Ovviamente l'invito da parte dell'amministrazione è quella di evitare tutte quelle situazioni di assembramento, evitare insomma le comitive, ecco, questi possono essere i consigli. Per quanto riguarda i controlli, come dicevo, sicuramente saranno intensificati, ma allo scopo appunto di evitare difficoltà su quelle che sono le situazioni sanitarie, quindi i controlli saranno mirati appunto ad evitare assembramenti, a evitare presenze di persone non autorizzate. Piancavallo, dopo un inverno ricco di neve ma povero di affari per le chiusure degli impianti, guarda con speranza la prossima estate, sperando di ripetere il boom dei turisti dell'anno scorso. Un'operaia di 57 anni è rimasta coinvolta questa mattina in un infortunio sul lavoro in un prosciuttificio di San Daniele per causa in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria. La donna è rimasta schiacciata da un fuoripeso che si è ribaltato sopra
di lei. Sul posto sono intervenuti i sanitari che l'hanno trasportata all'ospedale di Udine per una sospetta frattura della gamba. Non è in pericolo di vita, il macchinario non è stato posto sotto sequestro. Madre e figlia sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Trieste durante un controllo nell'area dei tamponi Covid del comprensorio di San Giovanni. Molto simili nei lineamenti hanno tratto in inganno il personale sanitario. La figlia infatti ha preso il posto della madre durante l'esecuzione del test per permettere alla parente già positiva al virus di terminare il periodo di quarantena. Le due donne, cittadine di origini sudamericane regolarmente dimoranti a Trieste, ora devono rispondere di sostituzione di persona in concorso. E a Trieste è chiuso per 3 giorni il bar Al Foro per violazioni in materia anti-Covid. Ieri pomeriggio infatti la squadra volante ha notato alcuni clienti che consumavano bevande sugli sgabelli del locale senza mascherine e senza rispettare la distanza minima interpersonale. Sono stati sanzionati così come il titolare del pubblico esercizio. Anche quest'anno il Friuli Venezia Giulia non potrà organizzare le sacre rappresentazioni organizzate da diverse associazioni culturali nel Venerdì Santo. A Ciconico di Fagagna un gruppo di amici ha pensato però di allestire alcune immagini della Passione nelle vie del paese. Per il secondo anno consecutivo anche in Friuli Venezia Giulia non ci saranno le sacre rappresentazioni organizzate sul territorio da diverse associazioni culturali nel Venerdì Santo. Tra le più note vi è quella di Ciconico di Fagagna che, organizzata dall'associazione culturale Un Group di Amis, raggiungerebbe quest'anno la 43esima edizione consecutiva. Nel 2020 la rappresentazione era stata rimandata al mese di settembre e seppure l'evento avesse perso in parte la sua valenza perché legato alla Pasqua, i volontari dell'associazione non si sono arresi e sono stati gli unici in Italia a portare in scena una sacra rappresentazione nell'anno dell'esplosione della pandemia. Per il 2021 un gruppo di Amis è già all'opera per l'edizione che presumibilmente si svolgerà ancora una volta in estate o quando sarà consentito dalla situazione sanitaria e dalle norme. Nell'attesa di poterla produrre in presenza di pubblico, l'associazione ha programmato diverse iniziative, tra le quali l'allestimento di alcune immagini della Passione per le vie di Ciconico. L'edizione 2020 sarà trasmessa da Telefriuli nel giorno di Venerdì Santo a partire dalle 19:45. La rappresentazione di Ciconico che si tiene sulle colline del paese conta oltre una settantina tra figuranti e collaboratori e propone ogni anno un tema diverso basato su un testo inedito, arricchito da rinnovate scenografie, costumi, luci e musiche e fa parte di una rete di passioni italiane denominata Europassione per l'Italia, che sta finalizzando la candidatura della rete delle sacre rappresentazioni italiane come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di giornata, arrivederci.